L'iniziativa del comune sicuramente ci deve essere, naturalmente ci deve essere con l'iscrizione, perciò tutte le famiglie debbono iscrivere i bimbi, perché un asilo senza bimbi non può essere un asilo. Che margine di manovra ha il comune per comunque aiutare questa realtà? Se fosse comunale non ha margini ma ha obbligo, perciò non c'è nessun problema. Siccome l'asilo è una struttura, una fondazione a regime privato, perciò è un ente privato, perciò il comune non può elargire fuori dalla legge soldi dei cittadini di Zoagli, darli a un privato anche se ha un aspetto sociale. Chi gestisce un asilo della tipicità di quello di Zoagli è come quello di Sant'Ambrogio, ha due leggi. Una è la 15, quella che va dai bimbi di 3 anni a 6 anni, noi lì stiamo versando ai bimbi 1.270 euro a bimbo, tenendo presente che forse è il più alto d'Italia. Sicuramente da Bogliasco a Moneglia è il più alto che ho verificato, perciò noi versiamo. E lì dove la legge ce lo permette possiamo anche aumentare. Naturalmente questo lo dobbiamo dire in maggioranza, consultarmi con gli aspetti legali, perché solo con la legalità riusciamo ad andare avanti. La struttura è disposta anche a mettere in vendita una parte del suo patrimonio immobiliare come il campetto che sta attualmente gestendo. Questo potrebbe risollevare, comunque dare un po' di respiro, il comune in questo caso potrebbe affiancarsi o meno alla decisione. Ma questo è una cosa da valutare, sicuramente potrebbe essere un'opportunità per gli aspetti pubblici.